Nel momento più delicato della stagione il comprensorio del Tindari manca ancora la svolta e anche contro il Mistretta arriva una sconfitta amara, la seconda nelle ultime 3 partite, maturata al termine di una gara combattuta e segnata da più di un episodio discusso. Eppure la squadra di Spinella parte forte e dopo pochi minuti Cangemi impegna Cascione, bravo a deviare in angolo. Dal successivo corner è ancora Cangemi a provarci, ma la conclusione viene murata da Gnoffo. Al 22esimo i locali reclamano un rigore per un contatto su Tuccio, ma l'arbitro lascia correre. Il Mistretta però cresce dopo aver sciupato il vantaggio con Gnoffo che da buona posizione manda sul fondo. I biancoazzurri passano al minuto 30 quando Flores entra in area e con il destro batte di fina per lo 0-1. Per il classe 2004 si tratta della seconda rete in campionato. Gli ospiti insistono ed è ancora Gnoffo a provarci da fuori con un sinistro alto. Il Tindari reagisce, al 35esimo avrebbe la chance per il pareggio, ma Tuccio, servito da Adamo, calcia alto da ottima posizione. Nella ripresa i padroni di casa spingono ancora, proteste al 55esimo per un possibile mano in area, ma il direttore di gara assegna una punizione dal limite su Ricciardello. La battuta di Adamo termina di poco sopra la traversa. Il momento chiave però arriva all'83esimo quando Tuccio insacca di testa la conclusione di Rotella. L'arbitro convalida, poi torna sui suoi passi su segnalazione dell'assistente che annulla per fuorigioco. Le immagini però mostrano Iatta del Mistretta sulla linea di porta in posizione che terrebbe in gioco l'attaccante giallo-blu. Il Tindari non molla e all'89esimo Rotella di testa spreca a porta spalancata l'invito di Adamo. Nel finale ci prova anche verso dalla distanza, ma Cascione blocca sicuro. Finisce così con il Tindari che resta fermo a 8 punti appena sopra la zona play-out, mentre il Mistretta sale a quota 10 agganciando la metà classifica. Questa è una sconfitta che brucia tantissimo perché al di là dei valori in campo noi abbiamo preso un gol su una ripartenza e poi non siamo riusciti a raddrizzare il risultato. Avendo perso questa partita in casa abbiamo un po' pregiudicato quello che potrebbe essere un cammino più tranquillo e quindi si deve dare una sterzata per migliorare ancora la nostra posizione in classifica. Qualcosa dobbiamo modificare, non possiamo giocare in tutte le partite sempre con l'assillo di fare gol e quindi dobbiamo intervenire sicuramente per avere qualche altra alternativa in attacco dove in questo momento non riusciamo a essere incisivi. Abbiamo fatto un errore difensivo sul gol preso, dopodiché io loro non li ho visti completamente, ho visto la mia squadra che ha avuto 7-8 palle gol. Purtroppo sotto porta abbiamo poca fame perché non si possono sbagliare determinati gol e da questo punto di vista dobbiamo essere un po' più cattivi. Perdere questi punti con i nostri diretti concorrenti alla salvezza diventa una sconfitta doppia perché poi dobbiamo andare fuori casa a fare il risultato. Già da 3 partite che non facciamo punti perché da 3 partite abbiamo fatto soltanto il pareggio alla Sant'Angiolese. Diciamo che abbiamo un po' interrotto il ruolino di marcia che avevamo preso all'inizio e dobbiamo lavorare. Ahimè, sai benissimo che sono un tipo che mi lamento poco della terna arbitrale, però ha annullato un gol con l'uomo sul palo, ha alzato la bandierina. Oltre questo, nel secondo tempo ogni volta che mettevamo una palla nell'area di rigore alzava la bandierina prima che ancora calciava il pallone, quindi non so per quale motivo, non so se avevano dei precedenti con questa società, però so soltanto che la Lega, se continua con questi guardalini giovani che poi non riescono manco a tenere la partita, alla fine ne pagano le società che fanno sacrifici.